come dire, particolarmente tedioso il termine delle adozioni dei piani e di tutto quello che va a seguire, perché andiamo invece alla questione vera, no? Che è quella, secondo me, dell'intuizione che c'è nel momento in cui si affrontano i temi afferenti a un territorio che vede un coinvolgimento di più comuni, laddove questi comuni stessi partecipano in maniera attiva, rappresentando già da subito quelle che sono le loro istanze. L'intenzione è buona e vi spiego perché. Allora, già come era stato altri così tracciato da del triennale nella formulazione del primo piano d'ambito cosiddetto, quindi la prima parte della questione dello strumento paesaggistico, non a caso le aree che hanno da subito messo in mostra i muscoli, diciamo, della propria esperienza in quest'ambito sono quelli della Laguna Veneta, quindi il Paramo, e quelli del Veneto, cioè piani d'area che furono in qualche maniera i primi piani d'area predisposti, coevi con il primo PTRC, ma che hanno svolto il loro effetto, nel senso che demandavano ai comuni l'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, quindi il proprio PRC. E ripeto l'intuizione felice perché l'area del Delta del Po, con il suo piano d'area, fu particolarmente seguito nella elaborazione dell'adeguamento da parte degli strumenti di pianificazione degli PRC di tutti i comuni afferenti a quell'area, fu costruito e messo a regime, come dire, una sorta di gruppo di lavoro sperimentale, che fu sperimentale ma poi fu molto ben in qualche maniera adeguato alle realtà territoriali con i rappresentanti di tutti i comuni per poter procedere in maniera uniforme all'adeguamento del piano d'area se stesso, tant'è che quel piano d'area fu rappresentato come prima esperienza di tipo ambientale territoriale, e stiamo parlando alla fine degli anni 90, presentato come esperienza a livello europeo e come penso voi sappiate, sono sapete dove vi do questa notizia, ma ormai risale a più di 10 anni fa, quello fu uno dei progetti che fu premiato a livello europeo perché significava la corretta sinergia che si era mossa tra l'ente proponente, la Regione Veneto, e comuni che, recependo la strumentazione di tipo ambientale e paesaggistica allora vigente, e quindi il piano d'area del Po, fu verificata la perfetta conformazione. Quindi, legando questo ragionamento che sto facendo a quell'esperienza che stiamo ora affrontando, mi sembra opportuno quindi rilevare che se già il piano che andremo a predisporre avrà i contenuti della valenza paesaggistica, laddove li vediamo ovviamente nei contorni tratteggiati ora dalle azioni che la Regione Veneto sta portando avanti con il proprio piano paesaggistico, troveremo una giusta correlazione tra lo strumento intermedio piano d'area e quello che sarà poi successivamente il futuro piano paesaggistico regionale. È importante quindi che le sollecitazioni che derivano da parte del territorio e quindi da parte non solo dei sindaci ma di tutte le categorie che poi parteciperanno alla discussione abbia e trovi il riferimento collocandolo non solo come esigenze di tipo territoriale, valutativo e di valorizzazione, ma anche negli aspetti di valorizzazione che sono quelli propri di un piano paesaggistico. Per cui diventerà senz'altro questo una buona esperienza, e l'avevo già, così come prefigurata negli incontri che si sono svolti precedentemente a questi, ma come un processo di articolazione e costruzione di questo piano avrà nei suoi contenuti un riferimento preciso a quelle che saranno anche le possibilità ulteriori negli aspetti di pianificazione paesaggistica.
non direi altro per non come dire, dare riferimenti